Amici bellini, si è conclusa l'8ª giornata con una roboante vittoria del Monza. Mi fa anche piacere per Nesta, onestamente. E ho avuto modo di riguardare un po' tutte le situazioni VAR, BAR, MAR, TAR, perché al TAR bisognerebbe fare ricorso certe volte. Vi dico da subito, non ne usciamo oggi, però voglio fare un attimo un recap. Permettete, cominciamo. Allora, premessa, ci togliamo la sciarpa, la prima cosa che dobbiamo fare, così. Ho tolto anche la luce così. Benvenuto Francesco Canale sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e bentornati ai vecchi iscritti. Se qualcuno capita di altre squadre, siete i super benvenuti in questo caso. Io cercherò di essere il più obiettivo possibile. Non ne usciamo però, perché molte di queste situazioni sono borderline e possono essere, io penso di definirli così, cioè le situazioni arbitrali con la sciarpa, nel senso che un tifoso guarda Reinders che prova a spostarsi, tifoso del Milan dice non è mai fallo che stai facendo, stai rovinando una partita. Un tifoso dell'Udinese vede Lovric lanciato a rete che è in vantaggio, è davanti, gli arriva davanti, dice ma per forza deve essere espulso. Questi sono episodi, ma all'interno di questa giornata ci sono degli episodi dove sciarpa o non sciarpa, chiarissimo, evidente errore, si chiama il VAR e si risolve. E io voglio ringraziare Fabio Versatile che mi ha girato, perché io le immagini di DAZN all'estero non le posso vedere, quindi l'open bar io non mi posso avvinazzare all'open bar, quindi ringrazio Versatile che mi ha dato modo. E quindi ho sentito un pochino Rocchi, ho sentito Marelli, ho sentito la trasmissione con Ciro Ferrara, Stramaccioni, Frey e ho sentito cose che non significano niente, e serve grande memoria per poi richiamare episodi simili e fare il confronto, perché c'è sempre questo poi che succede poi sui social. Dici Politano così e allora Baldanzi, sì, e ogni tifoseria ha un episodio che gli è caro, mette là allora qua, ma stavolta non dite niente e non ne usciamo più. Quindi io non posso ricordarmi tutti gli episodi, quindi la premessa è che qualche episodio probabilmente adesso lo salto, non l'ho visto e dovete venire voi nei commenti a ricordarmelo. È successo anche questo e va bene. Oltretutto ne sta parlando molto anche Pedullà e io lo dico subito. Altra premessa, perché se no lui mi denuncia, Pedullà è un po', ci tiene un po' permaloso. Io adoro Pedullà, una volta mi bloccò, capitai su Twitter, capitai bloccato da Pedullà senza averci mai parlato. Aggiungo una rubrica all'interno dei video, Pedullà out of context, proprio perché lui utilizza delle similitudini e delle metafore durante i suoi video, i suoi interventi, che sono da Oscar e mi fanno impazzire, però fuori contesto, senza spiegare così, mi fanno troppo ridere, perché lui poi va per la tangente così e li utilizzerò così. Alfredo, ti scongiuro, io ti stimo tantissimo, ci hai dato una grossa mano col mercato, non ti pigliare collera, è mio apprezzamento. Andiamo agli episodi. E tra l'altro io voglio cominciare da quello più grave di tutti, che non ho sentito. Se non avessi visto Cronache di spogliatoio, dove lo hanno accennato, perché poi alla fine, ragazzi, contano i tifosi e la narrazione viene portata avanti se c'è un numero di tifosi importanti. Evidentemente i tifosi del Torino non sono abbastanza, o non sono abbastanza numero. Quello che fa Aureliano alla partita a Cagliari-Torino non ha precedenti. Qua veramente sarebbe da spegnere tutto. Se io fossi stato un tifoso del Torino mi avreste visto fare 10 video al riguardo, cambiando completamente il mio stile, dicendo parolacce. Se vedete gli highlights, anche quelli là estesi, non si vede il fallo che porta al calcio di punizione bellissimo di Viola. Questa è la faccia incredula di Coco, proprio incredulissima, non come la faccia di Angiorin che dice non ho fatto niente e poi dice vabbè sì, mi hai beccato. Incredula, vera, reale. Step on foot di Viola su Coco. Credo che nel momento in cui voi doveste chiamare al call center con questo tipo di risposta, ma dovreste anche chiamare il responsabile per dire quel signore che sta al call center mi ha mandato letteralmente al manicomio. Coco si fa anche molto male perché lo prende proprio bello sulla caviglia.
Aureliano vede una cosa per un'altra. Signori, se non interviene qua il VAR come chiaro ed evidente, chiarissimo ed evidentissimo errore, d'altronde siamo nella lunetta, calcio di punizione pericolosissimo, viola, segna pure. Il VAR non interviene a dire hai preso una e il fallo è al contrario. Guardate che ne ricordo un po', possiamo tornare indietro a Ronaldo Giuliano, no? E quella situazione, se vogliamo, con la sciarpa diventa borderline, no? Ma quelli si sono bloccati con ostruzione, no? È Ronaldo che va a sfondamento, come volete voi. Qua no, abbiate pazienza, non c'è un tifoso del Cagliari che mi può dire è fallo di Coco, non c'è. E se c'è, un abbraccio, ti voglio bene, perché solo un abbraccio ti posso dare. Diciamo anche che il fallo avviene in questa zona, quindi molto vicino alla linea dell'area, all'interno della lunetta. Aureliano sta proprio là, Gesù mio. E il calcio di punizione lo fanno battere qua. Ora, qua mi potete dare una mano. Io ricordo molti calci di punizione all'interno della lunetta. Nei videogiochi anche ti puoi allenare all'interno della lunetta. Non è area di rigore, quindi se il fallo è all'interno della lunetta si batte là. A meno che non hanno cambiato le regole, ve lo potete far sapere. Io ricordo un calcio di punizione di Roberto Carlos nella lunetta dove sfonda tutto. Se hanno cambiato il regolamento e il fallo avviene inside, tu devi portare la palla fuori, mi fate sapere voi, può essere che non sono aggiornato sui nuovi regolamenti. Ma anche questa cosa, contro la logica, è stato messo là, magari palla più vicina all'area, si schiaccia di più, succede un altro tipo di tiro, Milinkovic la vede arrivare, perché fuori da là non si capisce. Ma di queste cose qua, cioè di Cagliari, di Torino, può essere che siano capitate delle cose in Genoa-Bologna 2-2, Como Parma l'ho vista, non ricordo cose pazzesche, in questo momento non lo ricordo, ma magari sono successe. Venezia-Atalanta, è successo qualcosa in Lecce-Fiorentina, Gallo, non se ne parla perché non ha importanza. Se ne parla se è il Napoli, se ne parla se è la Juve, il Milan fa molto rumore, l'Inter, la Marotta League, il numero dei tifosi poi sposta perché quello che fa interazione fa più soldi. Se succede a quelle altre squadre non viene proprio preso in considerazione e lo trovo ingiusto. Ecco perché il VAR ha chiamata, lo chiami. E là, quella è la situazione di Coco, dice vai subito a rivedere perché hai preso un abbaglio, non mi offendo nemmeno. Ma questa punizione non esiste e il Cagliari non va in vantaggio. Ma andiamo alle cose più pesanti. Questa è la decisione che poi poteva compromettere la partita del Milan, ma alla fine il Milan vince e quindi le polemiche restano, perché restano, ma sono attenuate dal fatto che la grande squadra non ha perso i 3 punti e la grande tifoseria non si fa prendere, non si fa afferrare per pazzi, anche se hanno protestato molto. Rocchi in questo caso dice tutto ok, conferma che si è comportato bene l'arbitro e si è comportato bene il VAR, mentre Stramaccioni introduce il concetto di Lovric che cambia direzione, taglia la strada a Reinders e quindi si pone la domanda, dice se effettivamente fallo di Reinders o no. Da questa inquadratura, io poi non vi posso far vedere le immagini perché sennò sarebbe bellissimo, ma da questa inquadratura si vede di più quello che intende Stramaccioni, perché Lovric è più veloce, parte da dietro ma è più veloce di Reinders e in questo momento lo sta superando e con la mano prende posizione, cioè ti tengo alle spalle perché ti ho superato, e fa un movimento mentre si appoggia un po' con la mano, fa un movimento un po' ad andare all'esterno e non verso il pallone. Quindi capisco l'obiezione di Stramaccioni e ci può stare. Rocchi ci aggiunge, dice entrambi cambiano un pochino la corsa, e Ferrara anche aggiunge, dice Reinders fa di tutto, alza le mani, fa di tutto per fermarsi e per non andare nel contatto. Qua io vi dico è falso, perché nel momento in cui il contatto avviene, sia Lovric che lo cerca o Reinders che lo fa, Reinders non è ancora con le mani alzate, sta passando su tutti i social, lo ha detto anche Trevisani, Reinders sta già così. Non è vero, state dicendo un falso che passa sui social e diventa verità, perché nessuno si vedrà questo video e nessuno ricorderà, perché lo dice Rocchi, lo dice Ferrara, poi lo ripete Marelli, lo ripetono i tifosi. Reinders già stava con le mani così e si voleva fermare. No, Reinders sta continuando la corsa
è fortuito e danno procurato, questo è un altro paio di mani. Il contatto avviene dopodiché Reinders alza le mani perché si rende conto, l'ho beccato, ci siamo toccati, qua rischio, e quindi il movimento dopo il contatto diventa io mi stavo fermando. Dobbiamo essere molto precisi e molto onesti nelle analisi, specialmente in post partita. All'interno della partita, quando ascoltate il VAR, la concitazione, perché ci sono 20 giocatori che aggrediscono l'arbitro e non gli fanno capire niente, gli dicono cose così, lo confondono. L'arbitro deve ascoltare cosa si stanno dicendo al VAR. Il VAR si vede che hanno la pressa, la fretta di risolvere la situazione. Prendetevi il vostro tempo, io vi sento che siete nervosi e fate degli errori pazzeschi e sono concepibili quegli errori se state con la fretta e con la paura di sbagliare, ma in studio no. In studio Stramaccioni, Ferrara, Frey, la signora Rocchi, Marelli non si ammette. Avete tutto il tempo di guardare i frame con tutta calma, fate le trasmissioni più lunghe, avete più sponsor, più ascolti. Non all'estero, perché la zona non apre all'estero io non le posso vedere. Prendetevi il vostro tempo e siate precisi, se vi va di essere precisi, perché forse se andate ad ascoltare le altre cose che dice Rocchi vi va di più di rimanere nella confusione, di dire una parola qui, una parola lì, e così la prossima volta no, ma in realtà quella l'avevamo considerata così, e quindi si resta nella confusione e i tifosi non possono mai avere soddisfazione di un giudizio che sia uguale per tutti. Mi sa che questo video esce lungo, non fa niente, qui tranquillo, controllano. Questo è uno step on foot di Traoré molto molto pesante, anche abbastanza doloroso, e si vede che Chukwueze non sta simulando assolutamente. Traoré è pure 2,5 metri di altezza, tutto muscolo. Vigoria, per me vigoria sproporzionata, lo becca sulla caviglia, sul collo del piede, fa proprio male. E qua succede il problema del protocollo, il famoso foglio protocollo. Che cosa succede? L'arbitro è a 1 metro, è proprio lì e lo vede questo fallo, lo chiama, non ammonisce, il VAR controlla, il VAR decide che questo non è rosso. Rocchi dice ci voleva almeno un giallo, ma non ci sono gli estremi per trasformarlo in un rosso. Onestamente qua, se i tifosi del Milan non hanno abbandonato il video, io vi dico, io qua l'avrei dato il rosso. Guardando la partita ho detto qua l'Udinese in Genoa si riporta 10 contro 10, perché questo poteva tranquillamente essere rosso, ma il VAR cosa fa? Dice l'hai ammonito, vero? E per il VAR, per gli arbitri del VAR, questo andava bene come già. Ma dato che l'arbitro non l'ha ammonito perché si è scordato oppure non ha ritenuto il caso, il VAR non può intervenire per dire ammoniscilo, perché il protocollo non può intervenire sui cartellini gialli, ma solo sui cartellini rossi. Ma vi sembra una cosa logica? C'è un errore. Lo sapete che 2 cartellini a giocare con un cartellino giallo addosso è pesante, sposta gli equilibri. Quanti ne ha rischiati Biolli solo in questa partita? Di conseguenza togliete sto protocollo da mezzo, e se c'è da mettere un cartellino giallo che l'arbitro non ha dato, il VAR glielo deve dire e lo deve poter fare. Questo già al minimo. Qua fanno un altro bel macello, perché questo addirittura sarebbe stato fallo da rigore di Ciao. Ok, però ovviamente Eckenclamp, ecco che è qua, diceva Peppino De Filippo, è in fuorigioco, ed è evidentemente in fuorigioco attivo. Quindi Rocchi dice qua tutto bene, e non si è fatto direttamente dal VAR, hanno mandato l'arbitro a vedere perché è soggettivo. Non è soggettivo, caro Rocchi, non può essere soggettivo perché sta partecipando all'azione. Non è quel fatto soggettivo, dice sta disturbando o no, decide l'arbitro. Sta contendendo un pallone, quindi è oggettivissimo. Il VAR avrebbe potuto dire abbiamo controllato, era in fuorigioco, millimetrico, il mignolino, millimetrico, non parliamo dei millimetri, abbiamo controllato e annullato. E invece, e qua è un'opinione mia, ti mandano al VAR a vedere, così hanno più tempo per controllare, per conciliarsi e per essere sicuri, perché hanno paura, la fretta. E invece così prendi un po' di tempo e non ti perdi niente. Quindi questa è una decisione corretta alla fine, ma non soggettiva. Avrebbe potuto farlo il VAR tranquillamente. Tu ascolti,
fuori gioco, senza alcun dubbio. E invece ci vogliono far venire il dubbio. Telecronisti che non sanno che cosa è successo, ci cercano falli di confusione, altre cose strane, si torna indietro minuti e minuti per vedere come è partita l'azione. Il regolamento è abbastanza chiaro, poi se ci aggiungete i protocolli diventa un po' più complicato. Poi qua dobbiamo aggiungere, perché mi pare che ce ne stanno un paio di rigori. Io ho recuperato questo perché Marelli dice la sua e lo studio scoppia a ridere perché fanno delle facce che non inquadrano, e dobbiamo ascoltare Marelli qua perché le immagini parlano chiaro. Se Pavlovic non prende il pallone e Marelli ci dice non prende il pallone assolutamente, questo è un rigore grande quanto una casa. Ma proprio, non solo, anche pericoloso. Questo è il rigore con ammonizione perché le gambe finiscono a forbice e ti chiude la caviglia in mezzo a due gambe, entrata in scivolata proprio malissimo. Signori, rigore nettissimo. Marelli che si fida di dire. Perché è vero che Pavlovic rischia tantissimo, perché manca totalmente il pallone, ma come vediamo il contatto è veramente molto molto leggero. Soprattutto vedete Chiffi che è in posizione perfetta, si trova a 4-5 metri dalla distanza dai due giocatori. Vedete, il contatto è tutto qui. È tutto. Io con una brutta Guarda, Luca, non puoi vedere le loro facce perché stiamo facendo vedere le immagini. E qua Stravaccioni dice lui rischia di spezzargli la caviglia. E qua si entra in un discorso dove, ne parlavo anche col Versati, quelli che giudicano gli arbitri devono aver giocato a pallone almeno un paio di volte per sapere l'entità di un intervento, se è effettivamente pericolosa, se lo sbracciarsi è regolare o non è regolare. Non ci dovrebbe. Aureliano ne fa un'altra in Cagliari Torino dove Mina spinge Sanabria, lo butta negli spogliatoi. Aureliano non fischia, aspetta 2 o 3 secondi, aspetta che Mina tira, la mette all'angolino, fa un gol pazzesco Mina, e poi dopo, probabilmente richiamato, fischia il fallo dopo 3 ore. Dovete giocare a pallone. Gli ex calciatori che mi proponeva Versatile mi fanno un po' spavento, perché poi ogni ex calciatore ha una sua fede che potrebbe poi influenzare il giudizio, ma se non li facciamo parlare, se non li facciamo decidere e magari gli facciamo commentare gli episodi, ne metti 2 o 3 per squadra, o almeno uno per squadra di fede, e sentiamo se sono obiettivi. Fargli decidere le cose ad ex calciatori, onestamente non me la sento. Ma è ridicolo che Marelli dice questa cosa qua, e non ce la prendiamo con Marelli. Tu prendi Marelli, Marelli ha detto che, solo quando ci conviene, perché per Marelli quello di Politano andava bene, lo chiama sempre rigorino o rigore leggero come volete voi, però per Marelli dice ci può stare, quindi non è che lo utilizziamo quando ci conviene e quando no. In questo caso non è nemmeno un'opinione, è proprio una frottola. Dopodiché una delle cose che ha fatto più discutere, ovviamente perché riguarda la Juve, e quando riguarda la Juve fa più discutere, è la questione Douglas Luiz. C'è una cosa che è sfuggita ai più e che io ho recuperato, e questo stanno scrivendo tutti i juventini: il pestone, gli pesta il pielo calpesta e Bonfu. Questo è della stessa entità, se non più lieve, di quello subito da Di Lorenzo, che ci avete detto non lo prende nemmeno, sviene. Qua non sono nemmeno in corsa, non stanno nemmeno saltando, sai, come l'episodio di Baldanzi. Qua si stanno girando, stanno prendendo posizione, quindi appoggiare la punta sulla punta può dare fastidio, ma mentalmente dice lieva da cuore. E infatti quello è il gesto che fa Douglas Luiz, è il lieva da cuore, che risulta violento nelle immagini rallentate, nei replay, ma è un lieva da cuore. Ora però, se è vero che questo non è un pugno, risulta una gomitata nella schiena, che è un lieva da cuore, mi dispiace, ma è un fallo di reazione. Fallo di reazione si punisce con il cartellino rosso, che sia un pugno, che arrivi a destinazione, cioè che ti fa uscire il sangue, o che non lo prendi, cioè io vado faccio il gesto
anche solo il tentare, perché basta l'intenzione del fallo e da regolamento. Se io faccio così è espulsione da regolamento, anche se non ti ho preso. Di conseguenza puoi chiamare il fallo di Patrick involontario, quindi senza ammonizione, puoi chiamare il fallo a Patrick, devi poi espellere Douglas Luiz per il gesto, violento o non violento, lo devi espellere, e poi se ti vuoi togliere uno sfizio che io apprezzo, anche una bella ammonizione a Patrick per aver esagerato e aver simulato di aver perso un paio di vertebre dietro, perché non ti sei fatto così male. Si accentua perché si deve chiamare il VAR. Se il VAR fosse chiamata si potrebbe anche non accentuare. Questa è la risoluzione per me di tutta la vicenda Douglas Luiz. Rocky dice no, ma sì, se fosse avvenuto, non ci piacciono queste cose a palla lontana, quindi condannano il gesto violento. Se fosse stato rosso per me sarebbe stato tutto a posto, ma qui Rocky fa un altro gravissimo errore e dobbiamo ascoltarlo. Anche in questo caso capisco la difficoltà del VAR, perché in questo caso il VAR è abbastanza veloce nella sua valutazione, perché dà come priorità il fatto dell'intensità del colpo, nel senso non punisce il gesto di per sé, ma va sull'intensità del colpo. È una decisione che posso capire, ma vi dico la sincera verità, a noi di questi tipi di atteggiamento non piacciono. Va bene, allora il VAR può decidere sull'intensità. Ci avete detto per anni, Potrocolo, il VAR non può intervenire a stabilire l'intensità, quella è una roba dell'arbitro. Se l'arbitro questa sbracciata, questa gomitata, questa reazione innocua se l'è persa e il VAR è stato richiamato perché Patrick si sta dilaniando dal dolore, non può decidere l'intensità, deve dire all'arbitro vienitela a vedere. Non decide il VAR, non può decidere il VAR, dire vabbè niente, poca roba. Oh, ci avete spiegato che l'intensità non vale, quindi questo vale anche per Politano. Non è il VAR che può togliere il rigore che ha visto da Politano, perché il VAR non può decidere se l'intensità basta per dare il rigore. Signori, come vedete, anche senza sciarpa non ne usciamo, nel senso che per me alcune cose sono chiarissime, ma se gli arbitri e il capo degli arbitri continuano a dirci il contrario di quello che ci hanno detto la settimana precedente, noi a cosa ci appigliamo? Solamente alla sciarpa. Ci possiamo appigliare solo alla sciarpa, quindi vediamo una cosa dubbia. Ho ragione io e hai torto tu, perché io tifo per la squadra mia e tu per la squadra tua. È voluto tutto questo perché ci fa parlare, ci fa fare i video, ci fa fare i click? Potrebbe essere. Non vorrei neanche parlare di questo perché ne abbiamo già parlato. Questo è proprio il momento in cui Angiolini dice vabbè. Cioè proprio sì, e lo dice anche Ferrara, dice io difensore, se ho fatto un intervento all'inizio distinto dico no, e poi mi rendo conto, se Angiolini fosse convinto di non aver fatto proprio niente di male, andrebbe a muso duro, andrebbe a dire almeno vallo a rivedere, almeno dice a Grassi, al suo capitano, digli di andare a rivederlo perché non ho fatto nulla. E secondo me in questo caso il VAR, la chiamata per andare a togliere questo rigore, l'Empoli non se lo giocava, perché questa è proprio la colpevolezza, lì se l'ho picchiato, sono stato ingenuo, non c'è lo step on foot, forse l'ho sfiorato, la coscia, blocca la coscia, il ginocchio sulla coscia, sul ginocchio, e non deve morire Politano, lì io me la prendo con lui perché accentua troppo e gli altri tifosi poi dicono simulatore, benvenuti nel mio mondo che odio le simulazioni. Non c'è bisogno, c'è un danno procurato e lo dice bene Stramaccioni. Io lo vorrei rivedere questo Ciro, perché per me è il più rigore di tutti, nel senso, tra i dubbi, rivediamolo un attimo, ragazzi, rivediamolo un attimo. Però ragazzi, analizziamo le cose che vediamo. Dai. Politano sterza all'interno, Ciro. Politano sterza all'interno, Angiorin allunga la gamba destra e gli taglia la strada. Scusate. Quindi Stramaccione spiega calcisticamente cosa sta accadendo. La ragazza, io non so il nome, mi dispiace, la chiamo la signora, la ragazza, dice dai, lo sfiora nel rigorino, niente. Lei proprio non lo vuole dare questo rigore a noi. Ferrara invece segue il ragionamento di Stramaccione e lo dice. Marelli ne approfitta per dire uno è d'accordo, l'altro non è d'accordo, di conseguenza il VAR non può intervenire perché non è un chiaro ed evidente errore. Vedete come se ne escono belli puliti. Dopodiché succede il fatto di Thuram Cristante. Io qua mi sono segnato un po' di segnalibri perché giustizia è fatta. Tra l'altro c'è anche questo di cui si potrebbe parlare. Qui in questo preciso istante
Romagnoli prende il pallone, non lo dicono in tanti, ma tocca il pallone. Problema che annulla qualsiasi tipo di dubbio è che Kalulu può continuare la corsa perché lo sfiora il pallone e Kalulu è ancora praticamente in possesso, perché qua Romagnoli fa la stessa cosa di Reinders, tocca il pallone, si tira la gamba e cerca di evitare poi di travolgere Kalulu, ma Kalulu può continuare la corsa, è ancora in possesso e con l'altra gamba poi lo travolge e lo alza da terra. Quindi il fallo c'è, non si dovrebbe nemmeno parlare, ed era abbastanza evidente. Qua sono con gli juventini che dicono lo dovevi dare a prescindere subito senza manco aspettare il VAR. Sì, nella sua dinamica era abbastanza di facile chiamata per un arbitro esperto, però vedi il fatto che abbia sfiorato il pallone, tu ti puoi creare il dubbio e per me vai al VAR e ti togli qualsiasi dubbio, che era proprio evidente. I social sono questa roba qui, dove queste immagini, io non lo so nemmeno se l'utente Flavaret se la ricorda la partita, se la ricorda l'episodio e lo fa in malafede, perché se te lo ricordi l'episodio posti questa immagine in malafede per dire oi qua non è successo niente. Chi si ricorda la partita dice qua proprio lo appoggia, toglie subito la gamba, chiede scusa. Lo stesso giocatore della Juve, credo fosse Brem, dice tutto a posto, non succede niente. Questo se fosse stato a tutta velocità qua gli spezzava il tibia e perone, come si chiama. Quindi là interviene la malafede o l'ignoranza dei tifosi, che poi prendono dei frame, li utilizzano per cavalcare una narrativa. Questa immagine continuerà a girare finché diventerà questa immagine e la verità verrà dimenticata. Ecco perché poi chi l'ha vinta, i tifosi più numerosi, quelli che sono più rumorosi e più numerosi, perché la postano. Solitano è violento e simulatore. Povero ragazzo, c'ha tanti altri problemi, che ha tolto il posto a Neres, a Lozano, poi toglie il posto pure a Kvara, ha tolto il posto a Mazzocchi, e tutti la sua tifoseria non lo so. Poi dobbiamo accollare anche una nomea che non è la sua, è un peccato. E per quanto riguarda, ecco qua succede un'altra cosa che non ho sentito parlare. Tutti parlano del contatto tra Cristante e Thuram, Polpaccio eccetera eccetera, e non si arriva alla decisione finale perché la presenza di rende non una chiara occasione da gol, perché il VAR può valutare che Indica è ancora nella possibilità di intervenire e fermare Thuram, a parte che non è possibile perché Thuram è in grande vantaggio, ma Indica è lui che lo spinge e non lo sto sentendo dire da nessuno. Fallo c'è. In questo momento lo butta lui addosso a Cristante. Cristante sta facendo una corsa, diciamo, di accompagnamento. Si sente arrivare Thuram addosso E il fallo è e cade insieme a Thuram. Quindi il sandwich si fa perché indica che lo spinge e non lo sto sentendo dire da nessuno questa cosa. In questo momento, se io devo dare il fallo a qualcuno e fallo di Indica, non è da ultimo uomo, perché Cristante è Cristante che resta nella possibilità di contendere il pallone. Indica non glielo poteva mai contendere. Quindi vedete che si può arrivare alla stessa conclusione, ma partendo da posizioni, da verità diverse, da cose che si vedono che dovrebbero essere chiare, diverse. E questo, visto che viene penalizzata l'Inter, cosa succede? Che tutti quelli che si sono sentiti dire Marotta League per tutto un anno, per tutta una serie di favori eccetera eccetera, rispondono così: Giuntoli League. E che vorrei cavalcarlo tantissimo il fatto Giuntoli League in questo momento no. Marotta ha preso le redini della situazione a livello di comunicazione, a livello di potere, che decide tutto così. Ma per le buone Giuntoli League non regge, serve solamente per scrollarsi di dosso il fatto di essere la favorita degli arbitri e rimettere un po' di confusione in mezzo. Male. E poi riflettevo sulla Roma, che sui social, a parte la situazione di confusione che stanno vivendo, sono sotto attacco da tre popolazioni diverse. Una è questo turco Omer, che ce l'ha proprio, è attivissimo contro i romanisti, non so nello specifico il perché, ma se la prende a tutti i costi contro i romanisti, si allea con tutti i tifosi dell'Italia contro la Roma, è una cosa al limite. Poi ci sono gli arabi che protestano perché è meglio un cattivo umile cieli con un Saud. Dove sono le vostre menti o esseri umani? Non vi apro le risposte perché sono volgari, ma sono divertentissime.
Quindi ci sono gli arabi che stanno invadendo i social della Roma perché non stanno facendo giocare il terzino saudi. Dopodiché ci sono così. Non conosci il valore dei Saud, continuerai con sconfitte successive perché non conosci il valore di Saud. Spero che Saud lasci questo club. Quindi ci sono i turchi contro i romanisti, ci sono i sauditi contro i romanisti e poi ci sono tutte le vedove di Mourinho sparse per il mondo, proprio i fan di Mourinho che da quando lo hanno cacciato vanno su tutti i social della Roma ad ogni sconfitta, club finito perché avete cacciato Mourinho. I social sono un posto difficile anche per i canali ufficiali, così. Il Napoli lo stesso, insomma, dopo i messicani, poi abbiamo avuto i nigeriani, così. Mo si sono penso un po' calmati tutti, insomma, ognuno si faccia i fatti suoi, così. Però le due facce della stessa medaglia, no? Vai a prendere un giocatore che polarizza, che è famoso nel mondo e che ha una fanbase importante. Finché è tuo acquisisci quella fanbase, quando poi le cose non vanno bene la fanbase diventa il tuo primo nemico e ti infestano i social. No, questo non credo che capiterà a Khvicha, che ovviamente mi state incalzando, mi state chiedendo ma non commenti le parole del presidente che ha detto, poi hanno fatto il titolo ce ne faremo una ragione, quando in realtà non ha detto proprio così, ma il succo è quello. E io non posso fare un video nello specifico perché la mia risposta in privato è stata un'altra volta, cioè De Laurentiis ha detto questa cosa almeno 15 volte per 15 giocatori diversi, lo ha detto più volte per Kvara, lo ha detto per Osimhen, lo ha detto per Mertens, lo ha detto per Insigne, lo ha detto per tutti quelli che vi potete ricordare, per Cavani, per tutti. Ragazzi, così va a finire, lo sappiamo benissimo, non c'è niente da commentare. Quando ci sarà qualche novità facciamo un video di proposito. Per ora godiamoci Kvara il più possibile finché resta tra noi e vediamo un pochino quanto vuole rimanere Kvara e la sua vena. Chiedo veramente perdono per la lunghezza di questo video, è quasi una live, ma ci tenevo tanto ad essere preciso, senza sciarpa, e far vedere il più possibile delle cose tremende che sono successe in questa giornata nefasta per gli arbitri. Ripeto, molte decisioni sono borderline, alcune sono inaccettabili come quelle di Aureliano e della banda del VAR di Aureliano, altre sono discutibili, ma è la descrizione di quello che è successo o il giudizio che ne fa Rocchi che rende tutto impossibile. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio, un bacio. Chiedo ai tifosi avversari se si sono visti questo video, è troppo lungo, non ve lo siete visti mai. Lasciate un like se per caso siete caduti con la testa per terra e il video ha continuato a suonare in background. Lasciate un like adesso.